Buongiorno a tutti voi dal parco del Monte dei Sette Fratelli di Burçay, Sinai. Vi voglio portare a scoprire uno degli animali più eleganti e belli che abbiamo nella nostra Sardegna. Però dobbiamo andarci in silenzio perché anche se sono abituati alla presenza umana possono spaventarsi. Siete curiosi? Allora io, Beni, le dico onte. Guardate quanti esemplari di cervo che vivono felici tra questi alberi bellissimi di questo parco. Ecco qui un altro esemplare di maschio, bello, fiero, con i suoi bellissimi palchi. Guardate che splendido, questo è un esemplare di cervo sardo che potrete ammirare nel parco dei Sette Fratelli. Il cervo è intento a grattarsi e a liberarsi forse da qualche piccolo insetto che lo sta disturbando. In quest'altro gruppo invece ci sono tantissime femmine e un altro maschio. Il cervo è uno degli animali più belli in assoluto che ci siano nella nostra Sardegna. Il maschio poi con i suoi palchi, elegante, maestoso. Mamma e figlio si scambiano teneri baci. Che carini! Sono splendidi questi animali. Si cercano, si coccolano, si nascondono tra gli alberi e si spulciano l'uno all'altra. Anzi, gli uni con gli altri, perché di maschietti ce ne sono solamente 2 giganti, poi gli altri ancora sono cuccioli e non vi so dire se siano maschi o femmine. Infine c'è quest'altra coppia, uno è davanti e l'altro dietro, che mangiano il foraggio, questo fornito dall'uomo. E ancora mamma e cucciolo, con baci e carezze, e poi sempre lì a, come dire, a ripulire il pelo. Questo è freddo. Però l'aria Quando andiamo a mangiare qua? Questa esce? Perché non c'è più? Questi? Ah, lo stanno leccando. Con queste bellissime immagini dei cervi dal Parco dei Sette Fratelli vi saluto e a Sibirizanos.